È sempre un tarassaco o dente di leone che ha le foglie più dentellate, il gambo violaceo ed è meno amara. Invece la talate ha le foglie un po' più larghe, meno dentellate e viene su in verticale. Invece l'altra viene come la mano a terra. La salata e la briquette? Salata e le briquette. Sì, però è sempre... L'urticcion, il luppolo, invece ha le foglie a triangolo ed è ruvido, per cui la differenza tra il tamaro e il luppolo, uno è liscio con le foglie a cuore e l'altro è ruvido con le foglie triangolari a triangolo. Vari germogli del sambuco insieme a tutte le erbe, come volete. Invece i fiori si usano per fare le frittelle, per fare lo sciroppo e io faccio anche il risotto con i fiori di sambuco. Formiche. Lei ha qualche ricetta per quelle? Allora, per le formiche una ricetta utile e biologica, si fa l'insetticida con le ortiche, si raccolgono le ortiche, si mettono a macerare, faranno un po' di puzza ma insomma, e poi in liquido lo si spruzza sulle piante ed è un insetticida biologico naturale. Questo è l'aro, voi lo trovate forse in tutte le aiuole di città, questo aro fa che fa questa foglia verde e poi fa il pistillo, fa delle bacche rosse a grappolo. Questo è l'aro ed è velenoso. Come glielo diamo? Gliel'ho fatto assaggiare il marito, ho detto che pizzica tanto, me l'ho sputato. Solo le suocere. Beh, insomma, suocere, mogli, mariti, insomma. Quello che preferisce, esatto. Un po' più grosso e rossastro, ecco, ed è l'asparago selvatico. Sì, si usa come gli asparagi, si possono fare risotti, si può mangiarli con le uova o li assaggerete con le uova fatti un po'. Questa mi dà quella ecco, questo è il sigillo di Salomone ed è velenoso, per cui è bello, decorativo, possono fare i mazzolini di fiori ma non mangiarli. Sigillo di Salomone. Di Salomone. Velenoso, non commestibile. Poi un'altra pianta che non è commestibile, non è mortale, non è velenosa, le sue bacche sono velenose. Questa è la erba Paris o Paris quadrifoglia. Anche questa è bella da vedere perché fa un fiorellino in mezzo bianco e poi fa una bacca nera, la bacca nera è tossica. Sì, di solito quello che è in bocca è tossico, sa? È alla prova. L'anemone di bosco è tossico. Ma non c'è signore che voleva fare la foto, l'ha fatta? No, quello lì è Paris quadrifoglio, quella che sta tirando, è l'erba Paris. L'erba Paris. Che fa una bacca nera ed è tossica. Poi questa è l'erba saponaria, che forse le donne sanno che lo usano nei detersivi. Ad esempio nell'Ava aveva il detersivo fatto con la saponaria, perché in antichità la saponaria, appunto dal suo nome, la usavano per lavare i tessuti. Non è commestibile. No, sono quella. Si usa il fiore? Sì, il fiore. Ma perché veniva usata per la Perché sbianca, perché pulisce, sì. Con tipo di sapone. Infatti stava alla saponaria e appunto con questa pianta. La pasta a testa. si vede anche sulle strade, no? Sì, tenete attento, sì, comunque non è commestibile. In antichità la usavano per lavare. Di solito si riconosce dal Poi questa è un'altra pianta non commestibile che è l'euforbia, che ce n'è tantissimi tipi, che ha un glacis bianco. Ad esempio, se nessuno è mai andato alle Canarie o se è stato alle Canarie, nei deserti delle Canarie ci sono le euforbie grandi come alberi
altri tipi, ma comunque non queste, ma comunque. Sì, non commestibile. No, quella è un'altra, è la Caledonia, Quella che fa latte, quella deve Quella dell'erba dei foresti. Vediamo. Quella lì la si trova nei prati, sotto le vigne, si trova dappertutto, comunque non è commestibile. Il dente di cane è della famiglia delle liliacee e fa un bellissimo fiore viola, sì, che è commestibile. Molto bella. Questo è commestibile, sarebbe protetto. Allora si possono usare i bulbi da far sott'aceto, le foglie da fare impanate fritte che sono buonissime e i fiori come decorazioni nelle minicanze. Ha un tocco quasi vellutato? No, è molto liscia. Quella vellutata pelosa è un'altra che la vedremo dopo. Sparago del fungitopo, però sarebbe bene non raccoglierlo perché da qualche anno è protetto per fare l'estinzione, perché il fungitopo è molto lungo a riprodursi e se si va a raccogliere non si riproduce e col tempo si estingue. E cosa si fa? Quella lì è l'erba pari o la pari squadrifoglio. Ecco, il fiore ormai è già caduto, fa la bacca nera che però è tossico. Allora comunque, tornando all'asparago del fungitopo, gli asparagi si raccolgono si cucinano come gli asparagi normali, sono un po' più amari, con le uova, la frittata, il risotto, sono le solite alla pari dell'asparago, oppure si può fare anche la crappa. Quella è la consolida, arriva adesso, questa è la polmonare, quella è anche commestibile ma lo dico adesso. Ha le foglie macchiate, è commestibile come gli spinaci. Una qua dietro. Oppure anche con i semi di zucca al posto dei pinoli. In Austria l'aglio orsino lo usano tantissimo per fare le zuppe, con la panna acida anche, frittate nelle insalate crudo, tagliate a fettine, oppure anche per avvolgere i pesci. Cioè, se uno ha un filetto di pesce lo vuole fare al forno in padella, lo arrotola nella foglia di aglio orsino, oppure la carne, il filetto di maiale avvolto con la foglia di aglio orsino, oppure nella salsetta di aglio orsino. Quindi si usano le foglie? Si usano le foglie, i bulbi che si possono usare alla pari dell'aglio normale. Sì, però i bulbi sono talmente piccoli per fare un pesce. No, il bulbo lo usa come aglio normale, se vuole usare il bulbo. E i fiori nelle misticanze, perché comunque ha un gusto di aglio anche il fiore. Ecco, questa se volete passare. No, sembra un trifoglio, non è un trifoglio, ma è la tettosella. Quella buona da mangiare. Di quisetto. Nella famiglia della Veronica. Velenoso? È una Veronica. Velenoso? No. Della Madonna. Sì, occhi della Madonna. Quasi uguali, solo che è pelosa e si chiama Parfurlan Lorella di Nieur. Lorella di Nieur. Orecchio di lepre. Ecco, si mangia Lorella di Nieur. si può fare risotti, si può fare quello che si vuole.